Buonasera a tutti e bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con AIEM. Ringraziamo tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono il festival. Il titolo di questa quarta edizione è Il cambiamento sei tu. E come al solito siamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che questa sera è qui con noi in sala e anche chi ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi per l'aiuto che ci date nella condivisione di questa iniziativa. Prima di presentarvi l'incontro di questa sera, passo la parola a Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto, per un saluto istituzionale. Grazie a tutti, buonasera. Innanzitutto vorrei esprimere la mia felicità e gioia perché il Comune di Vittorio Veneto promuove queste edizioni, la quarta edizione di Educhiamoci. Penso che questo progetto, questa iniziativa sia estremamente importante non solo per quanto riguarda il mondo dell'educazione, il mondo della formazione, ma in generale per tutti gli altri ambiti, perché dà la possibilità a tutti i cittadini, non solo a persone direttamente coinvolte, ripeto, nell'educazione, ma a tutti, veramente a tutti i cittadini, di poter apprendere, di poter imparare, di poter pensare a qualcosa di diverso. Quindi un grazie veramente sentito ad AIEM, all'organizzazione, a tutti i partner. Vorrei ringraziare anche Banca San Biagio Prealpi per il contributo che dà. Inoltre vorrei ringraziare tutti voi che partecipate a queste serate, anche chi ci segue da casa. Mi soffermo un attimo sul titolo dell'iniziativa, quindi Il cambiamento sei tu. E questo veramente è entusiasmante, nel senso, in un mondo globalizzato dove tutto sembra già deciso, il fatto che noi possiamo essere coscienti che il cambiamento dipende dagli altri e da noi stessi è di fondamentale importanza. Questo va detto ai ragazzi, ma va detto anche a noi, soprattutto a noi adulti, e quindi il fatto che voi siate qui questa sera siete soggetti attivi del cambiamento e penso che questo sia importante, anche prendere coscienza di questo. Quindi io veramente vi auguro una buona serata. Purtroppo per impegni istituzionali devo lasciarvi, purtroppo, perché le riunioni mi aspettano, però insomma vi auguro una magnifica volontà di apprendere in queste 4 giornate e cercherò anche di seguire tutti gli eventi che ci saranno. Ecco, grazie, ringrazio la dottoressa Parisi per la presenza e vi auguro una buona serata. Sparsi, scusi. Ecco qua. Scusi. Grazie mille. Allora ricordiamo che tutto il programma della manifestazione lo trovate sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it. E passiamo subito all'incontro di questa sera che si intitola Integrare corpo, mente e immaginario per produrre armonia e abbiamo con noi la professoressa Maria Rita Parsi, che ringraziamo sentitamente per essere qui, per la sua presenza e la sua disponibilità. Maria Rita Parsi è una psicoterapeuta, docente, saggista, scrittrice italiana, attuale componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. È presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, erede delle esperienze di animazione socioculturali già attive dal 1975. Nel 1986 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2007 ha ricevuto la medaglia d'oro della Camera dei Deputati a nome del Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù, presieduto da Gorbaciov, e nel 2009 il Premio Nazionale Paolo Borsellino. Prima di passarle la parola vi ricordo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione.
Lascio quindi la parola alla professoressa Maria Rita Grazie Parsi Martina. e buon incontro a tutti. La lunghezza della presentazione già dice l'entità della vecchiaia. No. Allora, io vi ringrazio, per me Vittorio Veneto è un posto del cuore. Sono stata tanti anni, ve lo possono dire alcune delle mie carissime colleghe, che sono state, faccio parte di quella categoria di maestri che venendo da maestri grandi ho appreso che i veri maestri sono quelli che permettono agli allievi di superarli e vanno a scuola da loro. Quindi sono a scuola da voi da tanto tempo. L'amore profondo per Vittorio Veneto. Tra l'altro mi è piaciuto molto vedere questo video che avete fatto su Vittorio Veneto. Tutte cose bellissime. E quando sono arrivata oggi mi sono accorta che era lo stesso posto, lo stesso albergo dello scorso anno. Quindi sono entrata, l'albergatore mi ha detto: professoressa, le ho preparato la stessa stanza. Cioè, è una cosa proprio carina, cioè una cosa proprio deliziosa che dà l'idea proprio di quando tu vieni accolto. Allora, mi piace moltissimo questo discorso, diciamo, il tema, educhiamoci, perché in realtà chi si deve educare, anzi mi alzo in piedi per questione di correttezza, anche se la schiena mi fa male così posso vedere tutti, educhiamoci perché chi si deve educare, prima di educare i bambini, prima di formare le famiglie, se non ci educhiamo effettivamente i danni sono incredibili e continuano ad esserci. Attenzione, oggi il problema di formarsi, cioè di dare formazione alle prime due fondamentali agenzie educative, famiglia e scuola, alla base di qualunque realtà sociale, è necessario, perché non siamo più ai tempi di mia nonna, miei, eccetera. Io ho 77 anni, quindi ai miei tempi tutta questa possibilità di informazione e formazione non c'era. Oggi noi siamo ai tempi del virtuale, dove una terza agenzia educativa, più potente della prima e della seconda, è entrata in atto e dove il meccanismo dell'aver scoperto che in fondo nel virtuale non si muore mai, dà un'idea della inconsistenza problematica della vita. Io sono qui venendo da trasmissioni e trasmissioni, perché ti chiamano sempre quando ci sono delite, per commentare la possibilità che si esca per uccidere. Ma attenzione, non per vendetta, non per andare a fare un'aggressione motivata da motivi. No. Si esce per il feeling di uccidere. E è talmente... Scusate se comincio con questo, ma io vengo turbata da questo fatto, apposta sono qui, se no non mi spostavo, non ho bisogno di farmi le carrellate a 77 anni, ma giro tutta l'Italia perché è il momento di cambiare. È il momento di cambiare e il cambiamento lo potete fare voi, perché guardate, siamo veramente non solo sull'orlo delle classiche terze guerre mondiali in cui fanno il gioco, fanno il braccio di ferro per dire la buttiamo, non la buttiamo, te la butto come Hiroshima, ti faccio vedere Nagasaki, però è molto peggio. Questo è il giochino di gente impotente che affida al potenziale distruttivo delle armi la propria idea di potere. Sono dei potenti, impotenti, malati di mente. C'è una collezione di malati di mente che, se sottoposti a test classici della tradizione psichiatrica, tutti questi signori, e ve li cito tutti, e più della metà degli stati del mondo, per non dire tutti, sono governati miliardi di persone da malati di mente, sarebbero nello stesso circuito manicomiale. Vi posso garantire che siamo in mano a dei narcisisti maligni, a degli schizofrenici, a dei border veri, a delle persone che comunque hanno un narcisismo maligno che fa sì che il potere sia qualcosa di tenere sotto controllo con l'angoscia di morte il resto del mondo, e questo influisce sulla formazione e la crescita non solo nostra di adulti, ma dei ragazzi che hanno a disposizione, lo stavo dicendo prima, il virtuale, cosa che prima non c'era. Virtuale significa che vengono costantemente in contatto e lavorano, e molti adulti, anche voi lo fate, perché a dargli questi strumenti non è che se li sono presi loro, l'hanno trovati, glieli abbiamo dati noi. E molti di noi li usano alla stessa maniera, dando un esempio pessimo. Altri molto meno, non comprendendone la gravità, e anche quelli che li usano molto spesso non ne comprendono la gravità. Sono strumenti molto utili quelli del virtuale. Ti danno una possibilità di immediatezza, di contatto, di conoscenza, di sistemazione grandissima. Però se usati in forma illegale diventano elementi di spionaggio, diventano elementi di
calunnia, sono pieni di fake news, di truffe, di incontri che non esistono, ti danno l'idea che la solitudine si possa riempire di mondi virtuali quando non è vero, perché tutto il contatto è reale. E questo discorso lo passano ai ragazzi con un senso di impotenza, onnipotenza incredibile. Quando, scusate, colgo l'occasione dell'ultimo fatto. Questo ragazzo esce di casa, sentite l'effetto scia. Sono settimane che in tutte le trasmissioni vado dicendo: guardate che l'effetto scia è una maniera di ripetere delle cose che di solito vedi, eccetera, fino a che ti diventano come... Ma non lo dicevo solo io. Lo diceva 20 anni fa la magnifica collega Gambardella della Federico II di Napoli, diceva: Maria Rita, a forza di vedere fare questo, di vedere fare questo, e vederlo virtualmente, alla fine questo atto è normale. Allora, famiglie per bene o famiglie per male, degradate o disperate. La perfezione è una forma di perversione, non ce ne sono. Ci sono soltanto le possibilità di persone che, formandosi ed essendo formate, collegandosi tra loro e agendo, eccetera, con correttezza, con sostegno, con informazione, con formazione, portano avanti le cose a casa, a scuola, nel sociale. Quando questo viene meno, e dato che viene poco, perché non è che questa sia l'azione preventiva o la cosa più interessante che sta a cuore a chi governa il mondo, no? Non è l'educazione, non è la formazione. Bene, quando si è esposti in questo modo, il virtuale diventa un modo di riempire la vita. Questi ragazzini passano ore e vedono nel mondo virtuale azioni che, distruttive, poi però si ricostruisce. L'avatar non muore mai. Noi moriamo, l'avatar non muore mai. Quindi si vola, si fanno azioni, si possono fare, dinamiche di assoluta, si possono mettere in atto dinamiche di assoluta illegalità, volgarità, distruttività, senza che ci sia niente che freni, o ti frenano solo quando la cosa è diventata talmente grave che arriva la denuncia. La polizia postale ovviamente è talmente modestamente sponsorizzata che può fare poco, può fare quello che può, e chiaramente non possiamo affidarci solo alla responsabilità di chi difende la legge a livello, istituzionale, ma dobbiamo prenderne noi coscienza. Torniamo al discorso del cambiare. Siamo arrivati a un punto, perché se volete buone notizie, noi ne abbiamo tante. Ve ne dico 5. Viviamo nel migliore dei mondi possibili. Prima era peggio. Questo è Leibniz, filosofo non certo dei nostri tempi, che diceva: viviamo nel migliore dei mondi possibili rispetto a quello che abbiamo avuto prima. Quindi se volete esaminare storture, violenze, abusi, massacri, sfruttamenti, eccetera, state tranquilli, il passato compensa il presente, anzi il presente è migliore. Secondo, abbiamo una situazione per la quale oggi scientificamente, umanisticamente, storicamente, sappiamo un mare di cose che prima con metodologica certezza non sapevamo. Oggi le sappiamo. Oggi sappiamo come funziona il cervello, come funziona il prefrontale sinistro e quello destro nelle donne e negli uomini, sappiamo le differenze, sappiamo che come dice Andrea Ganna del Boston Hospital del Massachusetts, l'identità sessuale di genere ha delle varietà incredibili. Si può parlare oggi scientificamente di non eterosessualità. Quindi educare alla sessualità ai ragazzi è un dovere, perché si nasce, e l'identità sessuale di genere è un mix di fattori di ordine genetico, sentimentale, sessuale, affettivo, cioè c'è proprio uno spirituale, è un insieme, è un mix di fattori. Così l'eterosessualità non è il primato e non è la normalità. Si è eterosessuali, omosessuali, criptolesbiche e criptogay, bisessuali e transessuali. E tutto questo fa parte di tensioni, di immagini, di ricordi, di memorie che vanno studiate, non giudicate. E invece il tema dominante è giudicare. L'attività fondamentale è giudicare. Perché in questo modo, se giudico te, io mi sento che punto il dito contro di te, così se tu lo punti contro di me, io l'ho già puntato contro di te. E questo è il gioco che fanno nel mondo. Lo fanno con gli stati, con le nazioni, con gli esseri umani. Vogliamo cambiare?
Abbiamo tutti gli strumenti scientifici, umanistici per poterlo fare. Oggi non è più possibile dire che non è possibile. Si può fare. Scusate, ma se si può andare sulla Luna, non si possono trasformare tutte le scuole, per esempio italiane, da fatiscenti in meravigliose come queste, che funzionano dalla mattina alla sera, che ospitano convegni, presentazioni di libri, laboratori, che hanno un'equipe antropo-psico-socio-pedagogica per ogni scuola, che fanno da ponte tra le famiglie e... Perché no? Si può, no? E perché non si fa da tutte le parti? E perché lo facciamo per combinazione a Vittorio Veneto ogni tanto e non lo facciamo in generale, visto che questo è quello che si può fare? Invece sulla Luna ci andiamo. Come si chiama quel signore lì? Musk. Lui ci va sulla Luna. Si prepara il miliardario a scappare quando avrà sistemato le cose sulla Terra, perché sfruttando quello che ha sfruttato e guadagnando quello che ha guadagnato potrà lasciare per andare su Marte e sulla Luna quando la Terra sarà a pezzettini per miliardi di persone. Perché si possono disboscare, vero? I polmoni del mondo che sono in Amazzonia, si possono tagliare gli alberi per metterci i grattacieli, vero? Si può fare. Però cambiare, formare, dare forza alla cultura invece che alla disperazione, al potere della mente invece che al potere delle armi, quello non si può fare. Allora, sono qui per dirvi che non vi aspettate che lo facciano loro, quei 4 cialtroni miserabili, che in questo tema, in questo modo, da persone cresciute chissà come e chissà dove, con quali rabbie, odio, frustrazioni, negazioni, continuano a giocare con il potere, ma tutti ci dobbiamo mobilitare e capire perché. Il problema non è giudicarli, è analizzarli. Perché il narcisismo maligno è una patologia chiara. E adesso vi dico quale patologia, perché così ci chiariamo, visto che il tema è per cambiare. Beh, se vogliamo cambiare seriamente facciamolo, altrimenti se vogliamo fare 4 chiacchiere in compagnia, prenderci un tè e una tisana, ben volentieri, ma non con me. E da quando avevo 18-19 anni, la mia generazione, quella parte della mia generazione che ci ha creduto, ha fatto degli anni che erano, scusate, io sono una di quelle 68ine, no? Qualcuno per offesa ti dice pure femminista. Pensa un po' che offesa. Quando uno dice guardate che le donne sono multitasking e problem solving perché usano di più l'emisfero destro del cervello, gli uomini usano più l'emisfero sinistro. Insieme si comprendono, si compendiano, ma c'è bisogno di mettere a frutto e potenziare ciascuno di questi elementi, organizzandoli bene, con la formazione, con l'organizzazione. Noi, negli anni 70, pensavamo che il mondo potesse veramente cambiare. Siamo arrivati a un punto che se non cambia, il gioco è finito. Allora, permettetemi di usare una poesia. Intanto di ricordare a tutti che poeta è una parola a radice greca che vuol dire colui che fa. Portia Nelson, questa è la poesia che si intitola Autobiografia in 5 corti capitoli. Primo capitolo, esco di casa, c'è una buca, ci cado dentro, è profonda, puzzolente, piena di ragni, di topi, di letame, di ragnatele, è una disperazione, un malodore, ci metto una vita per uscirne. Capitolo secondo, esco di casa, c'è la buca, ci ricasco. Ah, questa buca maledetta, ancora è qui, nessuno l'ha chiusa. È piena di ragni, di letame, di ragnatele, di topi. Ci metto molto per uscirne. Capitolo terzo, esco di casa, c'è la buca, ci ricasco. Non sapevo che c'era la buca, me la potevo evitare. Bah, ci metto poco per uscirne. Capitolo quarto, esco di casa, c'è la buca, ci giro intorno. Capitolo quinto, esco di casa, cambio strada. Siamo qui, oggi, come per altre situazioni, per dire vogliamo cambiare strada. Come si fa a cambiare strada? Se permettete c'è una serie di stimoli che vorrei dare e vediamo se vanno bene. Primo stimolo, formare, mettere al primo posto negli investimenti la formazione delle tue agenzie educative, famiglia e scuola. Secondo punto, ma formarle, investire in questa formazione. Oggi, stasera lo state facendo, utilizzando. Come va Martina? Bene. Te l'aspettavi, Allora,
Come si fa a mettere in atto una cosa di questo genere? Certamente gli investimenti bisogna prenderli e metterli in quel settore, ma bisogna utilizzare dei punti di riferimento. Qual è il punto di riferimento più importante e fondamentale in una società per fare da ponte tra la famiglia, che di solito è chiusa, e il sociale? È la scuola. Quindi puntare sulla scuola al centro. Quindi formare gli adulti, utilizzando tutti i mezzi per la comunicazione e l'integrazione sociale, farlo passando per le scuole. Nelle scuole l'esperienza curricolare deve cambiare, per il semplice motivo che ci sono materie che non sono state mai affrontate, nelle scuole italiane non ne parliamo. Voi pensate che in queste scuole ci sia educazione all'uso virtuoso del virtuale? No. C'è educazione sessuale, c'è educazione all'ambiente, c'è educazione alla salute mentale, che è la prima, the first. Non c'è. Quindi sostenere gli insegnanti è fondamentale, soprattutto rispettandoli a livello economico e tenendo conto che la loro è una fatica enorme, perché gli arriva tutto quello che succede anche dalla famiglia. Per questo vanno, quinto punto, sostenuti con in ogni scuola un'equipe medico, antro, psico, socio, pedagogica, collegata al territorio. E vanno messe nelle scuole, che devono diventare dei centri culturali polivalenti, delle biblioteche, d'accordo con gli editori, degli spazi dove non solo fare laboratori, ma soprattutto fare esperienze di conferenziali, di presentazioni di libri, di video forum, di organizzare i video per raccontare le storie dei ragazzi, di libera scrittura, di ricerca. Beh, tutte queste cose si possono fare. Tra l'altro, attenzione, c'è un bel libro, scusate perché quando parlo delle cose, io non parlo di cose che non sono state fatte o che non si potrebbero fare, parlo di cose che sono state fatte, si potrebbero fare e si devono fare per tutti. Voglia di cambiare, Salvatore Giannella, compratevelo questo libro, non i miei, comprate Salvatore Giannella, Voglia di cambiare. Questo è già fatto in Finlandia, questo è già fatto in Danimarca, questo è già fatto in Norvegia. Magari in Ucraina e in Russia o Bielorussia no. No. Sinceramente no. Lì deve essere mancato qualche passaggio. In Cina poi non ve li racconto i passaggi. L'importante è avere dei grandi guerrieri della Grande Muraglia con la faccia di Sinner, che è adorabile. Un ragazzo di poche parole, sempre le stesse, che però ha capito come si gioca. Ecco, cioè, attenzione che modelli di ragazzi formidabili ce li abbiamo. Allora, andare ad ascoltare, l'ascolto per i ragazzi non si fa. E potenziando invece gli aspetti creativi delle persone, io credo che si fa più lavoro che facendo un'esperienza curriculare per cui sai quando è nato e morto Napoleone Bonaparte e quante battaglie ha vinto e quante ne ha perse. E se si studia sin da quando sei all'asilo filosofia, i bambini di 3 anni, se gli dici senti, vogliamo dare un senso al gioco che stai facendo? Ti capisce. E se gli dici come va il rapporto tra mamma e papà a 4 anni, già te lo dicono come va. Te lo dicono bene. Basta ascoltarli. Loro hanno una capacità di sintesi e una capacità illuminante che il nostro bambino interiore, quando cresciamo, conserva. Però, come diceva il mio grande maestro, il professor Fabrizio Di Giulio, noi abbiamo anche il nemico interno. Chi è il nemico interno? È tutta quella serie di avvenimenti della nostra vita, a partire dal grembo della madre, che hanno rappresentato momenti di abbandono, isolamento, delusione, paura, frustrazione. Sono tutti, no? Come una specie di gomitolo, sì, che sta lì e che al momento opportuno, se tu non hai sgomitolato il tutto per far uscire Teseo dal labirinto, anche se Teseo è un gran traditore, ma lì è tutto un tradimento, i miti raccontano un sacco di cose. Se tu non sai come snocciolare questo filo, non ne esci dal labirinto. È importante averci in mano quel gomitolo, è importante avere tutta una serie di relazioni e correlazioni che ti fanno capire che tipo di nemico c'hai dentro,
perché il Minotauro ce l'abbiamo dentro tutti, nel labirinto della nostra inconscia condizione umana. E se non lo andiamo a riacchiappare, quello ci mangia. E tutta la roba che gli mandiamo dentro se la divora. Tutte le vittime innocenti, tutte le esperienze buone della vita. Se noi non sappiamo governarci internamente e se non comprendiamo perché abbiamo fatto quell'azione che non avremmo mai pensato di fare e perché abbiamo... Io ho gente che... Fu molto divertente, la mia grande analista. Vi dico un fatto particolare, personale, ma lo dico per ridere, tanto vecchia come me posso permettermi di tutto. Questa è una bella cosa, la vecchiaia, Ma sai quante gliene dico prima che me ne vado? Ma io non ero mica così simpatica da giovane. Ero una cretina che diceva, no, perché questa cosa, vorrei dire che ho fatto anche questa esperienza. Ci tenevo, no? Adesso non me ne può fregare di meno. Perché? Perché le ho fatte tutte le esperienze. Perché soffrire, capire, comprendere, studiare, quando sei vecchio, per questo la vecchiaia adolescente è una grande ribellione, è un grande cambiamento, è una grande rivoluzione. La posso fare da vecchia come la facevo da giovane, solo che da vecchia mi viene meglio, onestamente. Stavo dicendo una cosa importante, che naturalmente a forza di fare libere associazioni me la sono persa. Ah sì, io facevo analisi, Cesare Musatti mi mandò, dopo che avevo seguito, andando a Milano continuamente, marxismo e psicanalisi che lui faceva alla Statale di Milano, un corso bellissimo, mi mandò a fare psicanalisi, non con lui, che stava a Milano, ma con la Mazzonis, che era la presidente della Società Psicanalitica Freudiana. Quando io dissi a questa, dopo un po' di terapia, ma professoressa, io mi domando perché mi prendo sempre tutte figure maschili che io devo andare a raccattare, le devo aiutare, le devo sostenere. Ci fosse un uomo che magari... tutti, no? Perché c'era il tossico di turno, c'era il... Allora, questa mi guarda tranquilla, perché lei non parlava mai. Se diceva una battuta però ti dovevi salvare, perché ti aveva fatto parlare 15 volte, quando dicevo una frase ti aveva sistemato per le feste. Mi guarda e mi fa, cara Maria Rita, lei è molto generosa, li cerca castrati per non castrarli. Allora, perché vi dico questo? Perché la psicanalisi è formidabile. Chi era il castrato? Mio papà era una persona che era cresciuta, bellissimo, un uomo stupendo, ma l'avevano talmente massacrato quando era bambino, perché mio nonno si era giocato tutta una fortuna, vabbè, non vi sto a raccontare i fatti miei, ma mio padre era uno che a 9 anni già faceva il cascherino del fornaio ed era di un'antica, famosissima tradizione familiare, nobiliare, però faceva, ed era cresciuto. Cosa abbiamo imparato noi da mamma? Bisogna sostenerlo con l'infanzia che ha avuto, se ha le paturnie va bene, e se mio papà era geniale, non solo era bellissimo, ma è quello che ha inventato la macchina per fare i tortellini, solo che la macchina per fare i tortellini io ce l'ho qua. E quando ha comprato i capannoni industriali, quando ha comprato il villino per noi figli, era talmente un incubo la cambiale che arrivava a fine mese che tutte le notti io mi sognavo una specie di cosa che veniva come un lenzuolo verso di me, quasi mi soffocava, era la cambiale. No, non è uno scherzo, ragazzi, è stato un dramma. È stato un dramma, perché il discorso era ce la farà papà a pagare la cambiale? Cioè, allora, attenzione, grazie a Dio io ho avuto strumenti per rivisitare come è stata la mia infanzia. Ciascuno di voi ha avuto un'infanzia, ha avuto un'adolescenza, ha avuto una famiglia, ha avuto dei parenti, ha avuto dei nonni. Tutto questo è da rivisitare. Altrimenti le azioni peggiori che ci capitano e quelle migliori non sappiamo decodificarle. Io ho capito tante cose grazie ai collegamenti, grazie all'analisi dei sogni, grazie. E vi dico, non c'è valore più forte, questo lo dicono i greci, la cultura è tutto, la cultura è per sempre. E il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio, sempre i greci. Però il coraggio va organizzato, perché tu puoi averci tanto coraggio, ma se non indirizzi verso la cosa giusta, se non hai un programma di portare a cambiamento le cose, non ne esci. Torniamo a informazione, formazione delle famiglie e della scuola, cambiamento formidabile dei mezzi di comunicazione per regolamentarli, perché non possono continuare a distribuire. Sapete che noi abbiamo i bollettini di guerra ogni volta che ci sediamo davanti a un televisore? Ma voi li vedete? I telegiornali, ma può un cristiano sedersi
e pensate ai ragazzini, e vedere solo e unicamente notizie negative. Quando non brutali, quando assassini. L'effetto scia di tutto sto male. E non va. E non si basta dire chiudo la televisione, tanto c'è il telefonino. Dico, io voglio incidere con i miei gusti, con la mia disponibilità, sugli strumenti che anche pago e contribuisco a pagare. Chiaro? Ognuno di noi si deve prendere la sua parte di responsabilità. Nel piccolo, dove sta? Chiaro? Se c'è una famiglia, se c'è la possibilità, l'abbiamo tante volte raccontata la fiaba africana, no? Del colibrì, che chi la conosce la fiaba del colibrì? Oh, meno male, uno c'è. Due? Ragazzi, fatelo vedere, no? 4, 5, bene. Beh, ragazzi, su una platea di 100 persone, 5 non è male, Facciamo 6, facciamo 7. Per tutti quelli che non sono i 6, 7 o i 5 che la conoscono, racconterò la fiaba che io adoro molto, la leggenda africana di questa giungla che è in fiamme. Tutti gli animali scappano, le giraffe, i leoni. Contro corrente vola un colibrì. Il leone gli dice, ma dove vai? Dice, ho una goccia di acqua nel becco, la vado a buttare sull'incendio. Ma cosa vuoi che ci fa una goccia che c'hai nel becco con un incendio come questo? Non lo spegnerai? Io da solo, dice il colibrì, no. Ma se tanti altri colibrì con una goccia d'acqua nel becco vengono con me, forse l'incendio lo spegniamo. Allora, educhiamoci. Che vi posso dire? Datevi gli strumenti, investite su questo. Tanto tutto quello che lasciate ai vostri figli, o il denaro che serve, detto fra noi, non ve lo portate nella tomba. E gli oggetti, le cose, per quanto rasserenino, fanno piacere, perché la bellezza e il contenimento sono fondamentali, però non possono essere le radici fondanti della vita. La vita è un'altra cosa. Quelle sono compagnie, sono accomodamenti, sono supporti, ma la vita vera è avere delle passioni, avere delle esperienze, sentire di avere dei diritti e dei doveri, non avere paura. Allora, se vogliamo parlare di educarsi, la prima educazione da dare è quella di non avere paura di conoscere la condizione in cui si sta e soprattutto non prendere decisioni per paura. Sconfiggere la paura significa vincere la guerra, perché è tutto giocato sulla paura. Se fai quello ti faccio quest'altro, se succede questo è colpa tua, se mi levi questo ti do, capito? È tutto un gioco di paure. Un'altra cosa, qui ci sono qualche uomo, grazie di essere venuti, perché ogni volta dice come va? Quanti siete? Alzi la mano chi è uomo. Ecco, io vi ringrazio, sono commossa della vostra dozzina, la magnifica dozzina, perché più rimanete sono tutte donne. Ora, no? Perché? Perché le donne stanno a casa, perché le donne, nella stragrande maggioranza dei casi, sono a scuola. Cioè, se noi facciamo una lista di quanti insegnanti maschi ci sono a scuola, di quante professoresse, fate un momento una lista e vedrete che è una maggioranza assoluta. Allora io vi dico, e qui mi siedo perché ormai ci avviciniamo alla fine e per fortuna i 77 si sentono solo sulla schiena. Si vede che pesano tutti lì, perché li porti tutti sul groppone. Che stavo dicendo? Degli uomini della scuola. La prima fase di educazione passa tutto. Allora, Bollea, che era il mio grande maestro, Giovanni Bollea, diceva che c'erano 3 fasi fondamentali della vita. La prima è la simbiosi, 2 in 1 nel corpo della madre. Tutto il tempo che la vita prende le forme della vita, attenzione, non voglio fare qui
No, perché poi questo fatto, questo onore che io ho di essere una donna convinta dell'importanza dell'alleanza con le donne, quindi ovviamente del movimento delle donne, cioè fa quasi un fastidio di paura, no? Perché quelli che ce l'hanno con le donne che hanno fatto il femminismo, eccetera, che si inventano un sacco di palle, o quelle donne che hanno interpretato male che significava questa rivoluzione, sono tutti pronti a sparare su qualche cosa che invece è fondamentale. Alla radice di ogni vita umana, maschio o femmina che sia, c'è il grembo della madre. Allora, con un seme del padre, ok, ma è solo il seme, perché per 9 mesi la vita prende le forme, capito? Cioè non è che è una cosa paragonabile. Io lo so che è un grande fastidio per gli uomini. Pensate che si sono inventati che Eva è nata dalla costola di Adamo. Il Signore prima ha fatto tutti uguali, ha detto, e uomo e donna li fece, poi no, ha detto, qui dovessero prendere troppo spazio. E allora ha fatto questa cosa. Tant'è vero che mia madre, che era terziaria francescana, notate bene, quindi non era una di queste che... Però evidentemente gli dava molto fastidio sta cosa, per cui ogni volta dicevano, perché è nata dalla costola di Adamo, sapete che diceva mia madre? Per questo siamo così resistenti? Capito? Così dure. Allora è chiaro che la fantasia del nascere è talmente frustrante, perché è un potere quello di dare vita alle forme della vita col proprio corpo, che la madre è l'origine. Quindi qual è il potere più grande di dare vita alle forme della vita? Indovinate un po'? Qual è il potere più grande? Qual è un potere più grande, e tra l'altro che suscita un'invidia incredibile e va tenuto sotto controllo, qual è il potere più forte? Cos'è più forte della vita? Non mi dite che non ci arrivate, eh? Oh, ecco. Oh, che bella notizia. Allora, ciao Martina. L'angoscia di morte, dice Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana, secondo libro che vi dovete comprare. Primo, voglia di cambiare. Salvatore Giannella. Secondo, Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana. Che dice Fromm? Dice, la madre di tutte le angosce umane è l'angoscia di morte. Tutte le difese psicologiche nascono da questa angoscia. Come ci difendiamo noi dall'angoscia di morte? Prima difesa spirituale, io morirò, ma tanto c'è un'altra vita, un altro mondo. Quindi la difesa spirituale. Poi si ritorna. C'è qualcuno che ogni tanto mi dice a me, Maria Rita, vedrai, fatta questa vita, poi si ritorna. Io me lo magno. No, il prossimo che mi dice che si ritorna, lo faccio tornare io. Allora, la difesa spirituale, poi si ritorna, poi qui, poi là. La difesa demografica, io morirò, ma i miei figli e i miei nipoti continueranno. Io vivrò attraverso loro. Terzo, la difesa estetica, io morirò, ma la bellezza non morirà mai. Questa io la sento molto. L'arte, la musica, il teatro, la letteratura, la poesia, la musica, la danza, la scenografia, la letteratura, il teatro, il cinema, la fotografia, non moriranno mai. Adesso pure, vabbè, poi diremo anche il resto. La difesa ideologica. Io morirò, ma le mie idee non moriranno mai. E qui ci conti, no? Se ho detto queste cose, poi nel tempo verranno scoperte. In fondo la storia delle idee è la storia su cui reggiamo la vita. L'ultimo, io morirò, ma morirete tutti. Quindi, dato che morirete tutti, vi faccio morire io. Perché io divento scusa Martì le spalle, io divento il signore della morte, e quindi chi ha più potere di tutti? Qual è il gioco con cui ho iniziato la conferenza di oggi? C'hai un'atomica tu, c'ho un'atomica io. Se ti butto l'atomica a te, tu mi butti l'atomica a me. Questo è il gioco dei deficienti, dei delinquenti, che spendono miliardi, stramiliardi, bilioni di miliardi per queste sciocchezze infami. Per dire, io ho l'atomica, se te la tiro, ma anch'io ho l'atomica, se te la tiro. E sto zitto un po' di più finché non ho l'atomica anch'io, perché quando ho l'atomica anch'io, sapete quante volte in famiglia si gioca lo stesso gioco? Voi pensate che questo è un gioco solo dei potenti, perché le famiglie
E perché nelle piccole realtà quotidiane? E perché nei piccoli rapporti parentali non è lo stesso gioco? Che poi diventa un gioco terribile. Allora, educarsi significa cambiare, significa che tutto questo non si può fare. E che se il potere è dare morte, perché è più forte della vita, gli uomini devono riflettere su questo. Parla ai maschi. Allora, e parlo alle donne nemiche delle donne, che si mascolinizzano per avere quel potere, che si alleano con le forme peggiori del potere maschile per avere quel potere. E non sono quelle donne amiche degli uomini, non fanno il bene degli uomini. Anzi, chi ha dei figli maschi tra voi sappia che le donne nemiche delle donne li castrano i maschi. E modestamente, come diceva la mia, lei è molto generosa, Maria Rita, li cerca castrati per non castrarli. E poi aggiunse in una terapia più in là, ma perché non va a conoscere le mamme di questi suoi innamorati? Me ne è bastata una. Dopodiché ho capito tutto. Ed era una donna molto simpatica, per carità di Dio, ma ce l'aveva talmente tanto con questo marito che non aveva potuto lasciare, che il braccio armato della sua vendetta chi era? Il figlio. Attenzione a tutto questo. E guardate che vi prego di scoprire la psicologia, scienza della comunicazione e del comportamento, che è the first. Vi prego, scoprite la psicanalisi, scoprite la filosofia, datevi all'arte. Sapete che faremo noi nel 2025, se ci riesco, col Museo dell'Arte a Roma, il Museo d'Arte Moderna? I disegni dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani, a partire Miro Picasso. Picasso sapete che disse? Ho passato una vita per arrivare a disegnare come un bambino. E Miro meraviglioso. Ci voglio mettere i disegni dei bambini come arte contemporanea, perché quella è l'anima del mondo. E se posso, con tutto il tempo che mi rimane, poco o troppo che sia, sempre troppo, ma quel poco facciamolo fruttare e mettiamo in condizioni veramente le persone di fare questo cambiamento. Ma lo dovete fare individualmente, non dovete aspettare che ve lo faccia fare qualcuno, ve lo dovete, secondo me, porre come obiettivo. Che posso fare con le mie caratteristiche, con la mia storia familiare, con le mie preferenze, con le mie negatività. Voi, non so chi ha fatto il liceo classico qui? Vedo che è la maggioranza. Non vi preoccupate perché ho fatto le magistrali, quindi si poteva lavorare subito alla mia età, si poteva andare subito all'università, è stato bellissimo. Meglio non si poteva. Certo ti facevano fare 32 materie, ma perché le maestre erano maestre. E uno dei complimenti, vabbè, non ti preoccupare, se non trovi... Tanto puoi fare la maestra d'asilo. Ci vogliono 3 lauree per fare la maestra d'asilo, chiaro? Ci vogliono 3 lauree, perché è il momento più importante della vita dei bambini, dal grembo al fuori. Bene, ho riperso il filo. Dove stavo? Libere associazioni. Qual è la formula più formidabile della radice greca, della cultura greca? Gnosis e auton. Conosci te stesso. Gnosis e auton. Tutto lì. Vuoi vivere? Conosciti. Quando ti conosci e ti dai gli strumenti per conoscerti, poi una strada, il rapporto con gli altri la fai. Quella è la vera vittoria, quella è la vera conquista, quello è il vero patrimonio. Perché te lo dai e lo dai agli altri. Perché ti misuri senza paura, senza dipendenze, anzi le dipendenze normali che abbiamo, mangiare, dormire, mingere, defecare, che ne so, piangere, no, roba normale, quelle ci stanno. E come diceva la mia adorata Levi Montalcini, che ho avuto l'onore, diceva, ve lo ricordate? Ah, ma il corpo faccia ciò che vuole. Io non sono il corpo, sono la mente.
Era una signorina che arriva da 101 anni ed era una che non ha mai smesso di ricercare e non ha mai offeso il maschile, mai. È stata sempre una donna libera, una donna amante e rispettosa delle altre donne, generosa, eccetera. È sempre stata una persona in mezzo, sempre paritaria, ma mai come gli uomini. Perché le donne non sono uomini e gli uomini non sono donne. E quindi, se le donne si rendono conto che emanciparsi sempre di più, cercare di farlo in tutti i modi, e se comprendono che quel governo è un controllo dei corpi delle madri, perché quando il signor Putin parla dei confini che fa, lui difende i confini della madre patria. Vi c'è niente a voi? Qualcuno qui ha letto l'autobiografia di Putin? No. Beh, ragazzi, leggetevela però. Siamo sull'orlo della seconda guerra mondiale, come diventiamo nella terza, siamo sull'orlo di rifarla. Putin, allora, il signor Putin è un ragazzino che cresce nella città più bombardata in Russia della seconda guerra mondiale, con una madre, padre sommergibilista, padre che non c'era mai, madre che talmente affamata e disperata per tirarlo avanti, per farlo crescere, che sviene dalla fame. Sviene e la mettono in una fossa comune perché pensano sia morta, si salva per combinazione. Vanno ad abitare in una stanza come subito dopo la guerra, perché era tutto distrutto, quindi ogni famiglia abitava in una stanza. Sapete qual è l'episodio che il nostro magnifico Putin racconta di più? L'episodio è il seguente. C'è un topo terribile che attraversa il corridoio, un topo enorme. Lui lo insegue per ucciderlo, lo mette all'angolo, sta per ammazzarlo quando il topo con tutte le sue forze si ribella e lui è costretto a fuggire. Niente male, no? A tempi alterni lui è il topo che è stato messo all'angolo, contemporaneamente è quello che deve scappare perché il topo l'ha messo all'angolo, vedi l'Ucraina. Questo ragazzo a 16 anni va a bussare al KGB perché vuole arruolarsi, cerca un padre. Allora, un soggetto come questo, se volete poi leggetevi la biografia di Mussolini, anarchico, socialista, direttore dell'Avanti, poi del giornale, poi fasce di combattimento, poi alleato di Hitler. Capito i percorsi? Se uno non conosce, alla fine non capisce. E perché si arrivi da una situazione come questa, di averci per amante un'ebrea formidabile come la Scarfatti, per poi arrivare alle leggi razziali, c'è un bel percorso da fare, no? Ogni percorso, migliore o peggiore, ha delle ragioni. E se uno si studia i passaggi, capisce che vuol dire. Ma se uno governa e si conosce, e conosce se stesso, non ci arriva alla distruttività individuale, familiare, sociale, educativa. Ce la fa a partecipare con gli altri a un cambiamento positivo. Allora, basta, educhiamoci. Ci siamo educati? Per quello che mi riguarda, io vi ringrazio dell'ascolto, ma torno a dire, è una costante attività di formazione, è una costante volontà di stare insieme agli altri per chiedere ed esigere che ce la diano e non lasciare che il nostro nome governino se non approfondiamo e non comprendiamo come fanno. Che non vuol dire contestare gli insegnanti a scuola per fare la lista genitori insegnanti, perché i ragazzi stanno a guardare e non gli fa bene. Significa stare a guardare cosa fanno i ragazzi, ascoltarli, crescerli senza dare loro un esempio di dipendenza o di conflitto costante. Non fa bene che gli adulti si dicano delle cose odiose davanti ai figli, perché si chiama violenza assistita. Uno fa bene a trovare degli strumenti, a chiedere dei supporti, a dire quando ha sbagliato, scusami, sto correggendo il tiro, perché la perfezione è una forma di perversione. Non è necessario essere perfetti, è necessario però essere responsabili. Allora, leviamo le colpe, l'unica colpa è nascere. Dopodiché, invece, pigliamoci le responsabilità, diamoci gli strumenti, cambiamo le situazioni. Se certe cose non ci stanno bene, abbiamo imparato qualcosa da tutto quello che è successo nella storia, noi a questo punto possiamo fare noi quel cambiamento, noi quella rivoluzione. Io mi auguro che questo succeda
e vi lascio con una frase di Mandela che mi è molto cara. No, ce n'è una a studio che dice: ho conosciuto un uomo così povero, così povero, così povero, che di suo non aveva che i soldi. Questo sta nel mio studio di Milano. E l'altra è quella di Mandela che dice: io non perdo mai, o vinco o imparo. Grazie per l'insegnamento che mi avete dato. Grazie. Qualcuno vuole fare qualche domanda, vero Martina? Esattamente, ma intanto prima di tutto un grande ringraziamento per le sue parole, che tra l'altro riprendono quello che è stato l'inizio di questa mattina, quindi delle nostre giornate per l'educazione, perché anche Matteo Saudino, che stamattina è stato qui ospite, ha proprio dato questi spunti di prendersi ciascuno la sua parte di responsabilità e di conoscere se stesso per poter anche poi esprimere effettivamente la propria persona, al di là di quello che ci si aspetta che un bambino possa diventare. Quindi ci teniamo queste due pillole importanti per il primo tassello di Educhiamoci che questa sera si conclude. E effettivamente adesso è il momento di chiedere se ci sono delle domande. Se qualcuno qui in sala vuole porre una domanda o fare una considerazione con la professoressa. A me piacerebbe molto che al di là di tutto desse una testimonianza, perché io sono qui anche per imparare, non è necessario che, capito? Professoressa. Sì, scusate. Sì, cioè volevo dire anche questo. Cioè, il discorso è anche esprimere le proprie opinioni, che possono essere affini, oppure in contrasto, oppure diverse, ma sempre contribuiscono a un cambiamento. Quindi d'accordo le domande, ma molto le testimonianze, se è possibile. Beh, intanto che magari se qualcuno si vuole fare avanti, intanto le leggo quello che chiede come proprio confronto, no? Rossella, che dice come mai nonostante tutti voi professionisti ormai lo urliate a gran voce, ancora questo cambiamento nelle scuole non avviene. E sottolinea che appunto questa è una possibilità che ormai si vede, cioè che purtroppo ancora si vede solo in alcune isole felici e che hanno questa sensibilità, però non si può lasciare al caso. Quindi ci si domanda perché addirittura il Ministro della Pubblica Istruzione non introduca nei programmi ministeriali nazionali di tutte le scuole medie e superiori l'educazione emotiva, l'educazione sulla consapevolezza del virtuale. E ci si chiede chi li salverà, i nostri giovani in difficoltà, se la famiglia come prima agenzia educativa è essa stessa in crisi. Noi possiamo salvarli, cioè spiego. Allora, cambiare una scuola come quella che ancora oggi è, tranne Isole Felici, che però ti posso dire che dagli anni 70 a oggi questo discorso ormai, nonostante i cambiamenti poi non l'abbiano fatti a livello radicale, sistematico e diciamo globale, però tutta una serie di iniziative che hanno spezzato diciamo questa arretratezza della scuola, ci sono, non dico adesso i Don Milani che voglio dire la dispersione scolastica sapevano cosa, ma ormai c'è un impegno, c'è un'attenzione da parte di tante persone. Ora io non posso dire altro che i modelli di intervento ci sono. Se fossero applicati, noi stiamo per pubblicare un piccolo libro che esce adesso a novembre, che si chiama Per cambiare, decalogo della scuola al tempo del virtuale. Diciamo che in questo momento si deve per forza cambiare, anche perché se la scuola non tiene conto che della virtualità non è più scuola, non ha più significato farla in un certo modo e comunque contrapporsi con vecchie metodologie ai nuovi significa dispersione scolastica. Noi avevamo fatto già su questo nel 2000
Chat Ti amo. Nel 2009 con la Mondadori e Tonioli avevamo fatto L'immaginario prigioniero. Come? Ti ricordi cosa mi piace davvero di te? Che era sui social Sì. Antoniolo. Vero, hai ragione, bellissimo. Brava. Vedi com'è bello il ricordo. E terzo, Generazione H, che era del 2017, che era i Hikikomori, perché i Hikikomori, attenzione, non ne parlava nessuno, adesso era come al solito, no? Ci arrivano 10 anni dopo, ti dicono, ah però gli Hikikomori. Sì, ma guarda che sono 10 anni che funziona questa storia, e più, perché in Giappone è nato questo fenomeno 20 anni fa. Cosa sono gli Hikikomori? Hikikomori significa ritirati, ragazzini che non escono dalla propria stanza, stanno in contatto con il mondo esterno attraverso il cellulare, mangiano, non vanno a scuola. Tra l'altro la scuola diciamo giapponese è una scuola molto selettiva, molto autoritaria, molto competitiva, eccetera, per cui tra la paura di affrontare queste cose, in più tutto il rimanente, questi si ritiravano, e più c'era la possibilità di collegarsi con l'esterno attraverso il virtuale, quindi il mondo è diventato il virtuale. Che vuol dire? Vuol dire che noi oggi, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo, posso dire l'emergenza, solo e unicamente fate almeno una cosa: formatevi a livello virtuale, cioè cercate di capire che cosa potete utilizzare al positivo in maniera formidabile del virtuale e cosa potete evitare a voi come padri, madri, educatori, eccetera, eccetera, e ai ragazzi, perché questo tipo di formazione riesce a influenzare a tal punto il cervello da metterli in condizioni poi di agire per effetto scia, per qualcosa che non ti fa capire che consistenza ha la vita, perdi la consistenza del contatto reale, per cui anche le azioni che fai sono virtuali. Noi sappiamo che ci sono ragazze che si spogliano, fanno operazioni masturbatorie a distanza, eccetera, e non se le sentono come qualcosa di volgare, perché tanto è virtuale, capito? Non è come ai tempi di mia madre, mia nonna, miei, che c'erano nelle edicole, ci stava le ore, c'era il filmetto pornografico che potevi vedere, no? Se lo compravano. Cioè lì perlomeno c'era la costruzione cinematografica, c'era un'opera d'arte orribile. Ma insomma, voglio dire, no? Lì no, lì la fai tu direttamente. Ci abbiamo saltato gli studi di pornografia, cinematografia, e adesso la pornografia la fai direttamente tu, e non solo ci guadagni, cioè tutto il peggio, tutto il succo della prostituzione, è diventato qualcosa che si usa come, tanto è virtuale, tanto è un gioco virtuale. Quando poi si scopre che qualunque cosa, e naturalmente lo scopre e ci rimane incastrato, distrutto, defenestrato, chi è più fragile? Quella ragazzina che si è buttata dalla finestra perché i suoi giochi sentimentali ed erotici col fidanzato erano stati messi in internet. Ora, è chiaro che è un meccanismo pericoloso molto, e nasce da un'educazione assolutamente di nessuna empatia. Allora, una risposta che io tendo a dare è che bisogna educare alla... 3 cose sono proprio... assolutamente, educare all'empatia, vabbè, il conosci te stesso, eccetera, comunque educare all'empatia, perché l'empatia è una capacità di collegamento con i propri vissuti e quelli degli altri, quindi posso scambiare, un'educazione all'uso virtuoso del virtuale, e soprattutto io credo che sia di fondamentale importanza far comprendere a tutti che la psicologia è scienza della comunicazione e del comportamento, ed è the first, è la prima cosa. Non è che è una scienza che te la raccatti ogni tanto, cioè, questo, io sento dire, ma questa è una cosa psicologica. Che vuol dire? Tutto è psicologico. Non è una cosa psicologica. Perché psicologos, parole dell'anima, significa come ti comporti. Quindi il comportamento è quello che hai, quello che ho io stasera, quello che avete voi quando guardate, cioè è tutto. Non è che è qualcosa di psicologico. Se invece vogliamo capire che tipo di significato psicologico hanno i comportamenti, allora il discorso è diverso. Ma non diverso perché cambia la cosa, ma perché semplicemente si comincia a capire, io devo interpretare come comunico e come arriva il mio messaggio agli altri.
E così ascolto, ricevo i feedback, lavoro insieme, condivido. Quindi, attenzione, noi possiamo fare dei grandi cambiamenti se ci interessiamo come persone della nostra famiglia, anzitutto di noi stessi, dei nostri equilibri psicologici, di come comunichiamo, di chi siamo, poi delle persone che scegliamo, poi di come facciamo famiglia, coppia, eccetera, come facciamo figli quando li facciamo, come stabiliamo un rapporto nel mondo del lavoro, come ci formiamo dal punto di vista, diciamo, dell'educazione, educazione, cultura intendo, oltre che educazione, buongiorno, buonasera, quanto è gentile lei, capito? Cioè, secondo me, è molto importante questo. Credo che uscire con l'avere un simile obiettivo è quanto di meglio si possa dire. Cioè, cosa vi posso augurare? Educatevi. Perché non c'è niente di meglio che scoprire se stessi, che stare bene con sé, perché si ottengono dei risultati formidabili. Si esce dalla vera povertà, che è quella dello stato d'animo, che è quella dell'essere privati di emozioni, di passioni, di obiettivi. Mo divento un predicatore. No, è tutto così interessante. Sai di quelli che fanno le prediche, no? Perché andiamo verso il cielo e lì voleremo. Poi si torna. Mamma mia. Già farne 77 è stata una fatica, pensa se si torna. Professoressa, sono tantissime le persone che stanno seguendo dai vari canali, più di 400 persone. Ti fanno un sacco di risate. Stanno facendo sicuramente delle risate perché ci ha raccontato tutto in modo molto... Non vorrei mancare di rispetto a chi crede che si ritorni. Io personalmente dirò fermamente no. Avrò il diritto, no? Ecco, queste persone, oltre a fare qualche risata, si fanno anche altre domande. Io, se permette, gliene farei un'altra. No, certo. Serena chiede, si tende a parlare con i bambini con parole e a spiegare le cose utilizzando molto il verbale. Oggi si sa però che con loro si parla con il corpo, con il gioco. Ma come far capire questo ai genitori e spesso agli insegnanti? È molto interessante quello che è stato detto. Oggi si sa che si parla con il corpo. È chiaro che il corpo parla. Anche i chili che io ho di più significa che porto un sacco di pesi. Per questo ho dei chili in più. Il tipo di modalità che ho con il mio rapporto con il cibo ha un significato. Il tipo di parole che uso, il tipo di frasi che metto insieme, il tipo di attenzione che faccio alle piante e agli animali, tutto parla, ma il corpo soprattutto parla. E io direi che gli adulti dovrebbero avere strumenti per capire come, faccio un esempio, lo faccio, spero che arrivi. Quando noi trattiamo i disturbi dell'alimentazione, molto spesso io spiego ai ragazzi, alle ragazze soprattutto, quando c'è il discorso dell'anoressia, no? Ragazze che di solito sono sempre, la media statistica sono ragazze. Più volte io ho avuto modo, lavorando terapeuticamente con queste ragazze, di solito preadolescenti, adolescenti, raramente bambine e bambine, però già disturbi alimentari cominciano da piccoli, persino nella fase, il disturbo si crea anche con il legame fondamentale con la vita, perché il primo legame è l'odore del latte della madre, del corpo della madre, il secondo è il cibo. Se vieni alimentato crescerai. Allora ha un valore il cibo. Che dice un'anoressica, tutto sommato, un anoressico? Io non voglio mettere dentro di me niente che io non abbia altamente controllato, perché non mi fido di mettere dentro di me qualcosa che viene fuori. Non mi fido del fuori. Quindi controllo, quindi non ce lo metto. Addirittura proprio metto soltanto delle cose che io posso controllare fino a perché sicuramente se non controllo quello avrò un danno. La bulimica o il bulimico mi ingozzo di qualunque cosa, poi infilo due dita in gola e vomito. Che vuol dire? Vuol dire che io da una parte cedo al bisogno di mangiare qualunque cosa, ma per poi liberarmene e restituirvi con disprezzo tutto quello, cioè mi fate, come dire, signori, mi fate vomitare. E guardate che se leggete, e qui scusate faccio una propaganda, un unico libro, ma tanto talmente vecchio che chissà se si chiama Lo Scarico,
la ragazzina che noi abbiamo seguito come collettivo G, vi parlo degli anni 73-74, si infilava 2 dita in e vomitava in classe, aveva fatto 3 volte la terza media, dava fastidio alle compagne, faceva delle operazioni di aggressione sulla sessualità, eccetera. Noi abbiamo avuto modo di seguirla, aiutarla, abbiamo scoperto che aveva subito un abuso e che quel tipo di abuso lei lo manifestava proprio esattamente per rendere... Scusate, avete notato che tipo di giochino viene fatto sul internet col Calippo Turn? Calippo Tour, sapete cos'è? Ecco. Non lo sapete? Informatevi. Se mi metto a dire che i ghiaccioli, che fare un tour in Italia per fare con gli uomini il gioco del ghiacciolo, il ghiacciolo e il calippo, immaginate che vuol dire. Questo detto in internet, detto in internet. Detto faccio il tour, ho gli appuntamenti, eccetera, ma tranquillo, ben guadagno, mi muovo, che male c'è? Un gelato vale l'altro? Allora, non stiamo scherzando, ma se volete noi ironizziamo, siamo abituati all'ironia, però questo significa che nel processo bulimico io mi ingozzo di tutte le schife, mescolo qualunque cosa, buona e cattiva, e poi rovescio. Questo è il mio disprezzo. Obesità. Non mi vedete? Fate finta di non vedermi? Pensate che non ci sono? Io invece prendo spazio, ci sono. Forse voi avete visto anche, televisivamente fanno quelle terribili trasmissioni americane dove c'è, si chiama real time, credo, fanno vedere delle situazioni aberranti. E io mi sono sempre molto infastidita perché raccontano pezzetti di storia, fanno vedere come quella dimagrisce poi togliendo, ma in situazioni disperate veramente. Però quando si parla, quando c'è qualche pezzettino di storia che emerge, sono sempre persone che hanno subito abusi, che hanno avuto violenze, che hanno avuto traumi, che hanno avuto perdite, cioè il corpo racconta, vi parla. Poi ci sono anche le disfunzioni che derivano dalle malattie, ho dovuto prendere, ho avuto gravidanze e geneticamente il mio era un corpo che esplodeva per ogni gravidanza, tantissimi elementi, ma anche lì è molto importante, perché oggi come oggi con la prevenzione, con il controllo, si può arginare tutto questo, si può arrivare a fare questo. Allora, cosa possiamo fare? Per esempio, quando vogliamo, oltre a conoscere noi stessi, come mangiamo, come mingiamo, come defechiamo, come dormiamo, come respiriamo, oltre a conoscerci, cerchiamo di capire, avendo i figli intorno, avendo dei parenti intorno, che tutto questo è un modo di comunicare e che il corpo comunica e quindi dal corpo si possono prendere tante informazioni e tante indicazioni. Siete d'accordo o no? Adesso facciamo una cosa divertente a scuola, tanto io faccio l'insegnante. Alzi la mano chi è d'accordo. Beh, però pochi, Alzi la mano chi è in disaccordo. Siete dei vigliacconi. Cioè avete paura del dire io non sono d'accordo. Allora, se non siete d'accordo, venite qui. Dai. Oh, guarda se si alza qualcuno. Allora, vi vorrei consegnare anche a chi ci guarda il discorso che è un'arma formidabile per vincere dolore, sofferenza, crescere, analizzare, eccetera, è l'ironia. La usiamo poco. E se non la usate, vi prego di farlo. È di grande sollievo. È una formidabile arma che apparentemente crea... anzi non apparentemente, che diciamo non ha la forma dell'offesa, del dolore, eccetera, la forma del gioco, però va in profondità e permette di pensare, sperando che nessuno si offenda. Questo fa parte del famoso motto di spirito, anzi a chi ci ascolta diremo che la tanto spaventosa psicanalisi, tutti poi la psicanalisi, la fanno solo i matti. Piacere tra i matti? Io sono matta, fatta.
5 cose. Analisi dei sogni. E ogni elemento del sogno è un elemento del sognatore. Riaffiorano tante cose simbolicamente importanti che appartengono all'esperienza individuale della persona e all'inconscio collettivo. Secondo, i lapsus. Quando chiamo Martina figlia mia, capito? Oppure, non so, mio marito lo chiamo Giuseppe come mio fratello, oppure lo chiamo Alberto come mio padre, oppure lui mi chiama Rosa come sua madre. Cioè, sono lapsus, no? Battute che sbagli nome, sbagli motti di spirito. Io lo uso moltissimo perché condisco la metà della mia indignazione, perché rabbia non è, e indignazione la condisco con l'ironia. Le libere associazioni, i collegamenti che faccio, no? Ah, questa cosa mi ricorda questa, mi ricorda quest'altra, mi mette in contatto con questo, fa così. E l'ultimo, gli atti mancati. Ah, dovevo venire da te, mi sono dimenticato. Ah, ti volevo portare questa cosa. Volevo, l'ho lasciata, no? Ogni azione non è da punire o da cosare, ma è da capire perché. Cos'è che volevo dire dimenticando quella cosa, lasciando quella faccenda, non facendo questo, non facendo quello. Allora, è tanto difficile utilizzare questi strumenti per capire noi stessi? Sogni, motti di spirito, lapsus, libere associazioni, atti mancati? Perché no? Perché abbiamo una grandissima paura legata a quello che sostanzialmente una società fa per tenere a bada la crescita delle persone. Colpevolizzarle. Chiaro? Auguri. A forza di colpe diventerete veramente colpevoli. Grazie. Però non avete fatto testimonianze, eh? Non è venuto nessuno qui a testimoniare. C'è paura, eh? Grazie ancora davvero, professoressa. Maria Rita. Maria Rita. E niente, noi abbiamo detto tante cose importanti, ce le teniamo per questa prima giornata di Educhiamoci e andiamo verso la conclusione, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito da casa, tutti voi che siete stati qui questa sera. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, ringrazia di cuore appunto per aver partecipato e vi invitiamo a seguire anche i prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Domani in particolare alle ore 10 ci sarà l'appuntamento con Alessandro Beccagli, Antonella Caldart e Raffaella Daros e l'incontro dal titolo Luoghi per cambiare. Alle 15 l'incontro dal corpo alla parola, comunicare nei contesti educativi con Ferruccio Cartacci. Alle 17:30 saremo con Mauro Polacco e l'incontro Enrique Candel, epigenetica, educazione e relazioni d'aiuto. E infine alle 20:30 con Stefano Laffi con un incontro dal titolo Perché dovrei partecipare? E quindi vi aspettiamo numerosi anche domani e in questo momento invece vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie dell'attenzione.